Processo al calcio italiano. Non siamo in un'aula di tribunale, ma il processo di cui parliamo è un processo alle intenzioni. Che cosa si intende fare davvero per invertire una rotta che ha portato il calcio italiano a saltare per la terza volta l'appuntamento con i mondiali di calcio? Sono e saranno 16 anni senza i mondiali. C'è chi dice è un peccato per la generazione di bambini, adolescenti che non hanno mai visto l'Italia partecipare a un mondiale, ma lo stesso discorso, senza ipocrisia, si può fare per gli anziani che non vedranno più, magari in questi anni, la nazionale partecipare ai mondiali, per gli stessi giocatori che non parteciperanno per 16 anni alla competizione, per i tifosi, per la credibilità del calcio italiano. E allora si dice che tutto parta dal basso e noi oggi in questa puntata di Corner Sportivo partiamo proprio dalle basi, partiamo dal calcio dilettantistico. Abbiamo il piacere di avere tre grandi ospiti oggi. Partiamo dal presidente Beppi Ruzza, presidente del Comitato Regionale Veneto. Grazie presidente per essere qui con noi. Vorrei dire grazie a te, ma va bene. L'ho coinvolto in un dibattito acceso con il direttore sportivo Leopoldo Toresin. Grazie direttore. Grazie a te dell'invito. E con il dirigente della Luparense Patrick Pitton. Grazie per essere Alex, qui. Allora, e grazie ai telespettatori per la presenza. Allora, entriamo subito nel vivo perché ci sono tantissime cose di cui parlare. Vedete il titolo del nostro podcast, della nostra chiacchierata di oggi. Partiamo con il presidente Beppi Ruzza. Beppi, cosa significa per il movimento calcistico italiano e soprattutto per quello dilettantistico? Permettimi di chiedere, di fare una domanda io. Hai detto anche per quegli anziani che non lo vedranno più, ce l'hai chiamata? No, però insomma, chi ha 90 anni magari non è propedeutica per una buona... Qualcuno statisticamente ci lascerà da qua a 4 anni. Grazie, insomma, no? Grazie. Lunga vita a chi partecipa ai nostri podcast. Molto bene. Dimmi anche tu. Perché non sei anziano, Beppi. Quindi, per il movimento calcistico italiano e soprattutto quello dilettantistico, quantifichiamo il danno. Cosa vuol dire 16 anni senza la nazionale che partecipa ai mondiali? È un danno secondo me importante, ovviamente, insomma dico una banalità, ma è così. È un danno sotto l'aspetto affettivo, rischiamo che questi giovani non vengano più, una disaffezione insomma nei confronti del calcio. Vediamo altri sport che implementano i loro tesserati grazie ai successi di Sinner, della pallavolo, di tutte quelle federazioni che vincono, dello sci, insomma. Quindi chiaramente questo è un volano per aumentare i tesserati. Noi abbiamo la fortuna che il gioco del calcio è il gioco del calcio. Tu nasci un bambino, gli butti là una palla, lui gioca con la palla. È una fortuna però che cerchiamo e che evidentemente non sappiamo mantenere, e quindi questo è il primo rischio che abbiamo, la disaffezione, queste polemiche continue che sicuramente non fanno bene al movimento. Poi è una cosa importantissima, è un problema economico non indifferente, solo una mancata partecipazione, mi dicono, sono 30 milioni di euro. Dopo a questo tu aggiungi sempre per il fatto legato e collegato alla disaffezione che gli sponsor non sono proprio propensi a, se tu non vai in televisione perché ti devo sponsorizzare. Quindi ai 30 milioni della mancata qualificazione aggiungi le mancate sponsorizzazioni, già il bilancio della federazione in questo momento non è floridissimo, insomma. Quindi è un problema gravissimo sicuramente sotto ogni punto di vista che tu lo voglia prendere. Patrick Pitton, da dirigente sportivo, facciamo anche i conti dal punto di vista economico, come diceva adesso Beppi Ruzza. Per la prima volta l'anno scorso, nel 2025, i nuovi iscritti al tennis hanno superato i nuovi iscritti al calcio, quindi c'è stato un sorpasso storico, non si era mai verificato prima. Prendiamo solo il dato del 2025. Questo perché? Magari per l'effetto, come diceva Beppi, Sinner, no? Quindi
un'Italia vincente, un campione da cui prendere esempio. A livello economico, a livello di iscrizioni, a livello di sostenibilità di una società, avere una nazionale che non si qualifica neanche ai mondiali, che ripercussioni ha sul progetto di una società, cioè le iscrizioni, il coinvolgimento dei bambini, i nuovi tesserati? Ma allora, come diceva il Presidente Ruzza, dobbiamo partire da molto lontano. Non è l'effetto Sinner, non è l'effetto delle vittorie che porta all'iscrizione. Io parto sempre da un concetto che sono, secondo me, 30 anni che noi, l'errore più grosso è partito 30 anni fa, quando si è obbligato a far giocare i ragazzi e non si è lasciata la libertà. Hillman diceva che i bambini, il lavoro dei bambini è il gioco, è il divertimento. Quello che a noi manca in questo momento, purtroppo, è che abbiamo ucciso la fantasia in questi ragazzini e non lasciamo più la libertà di giocare, di esprimersi, la fantasia stessa, e non abbiamo la capacità, noi adulti, e sono il primo che mi metto davanti a questo gruppo di persone, non abbiamo più la capacità di lasciarli sbagliare. Le riforme devono essere strutturali, perché abbiamo fatto tanti errori, ma dobbiamo avere la capacità e l'umiltà di non cercare sempre alibi, ma di riuscire a creare un qualcosa di nuovo, perché solo divertendo e far divertire forse ci porterà a quella che è l'etica sportiva che in questi ultimi anni abbiamo basato solamente sulle vittorie a tutti i costi, a partire dagli allenatori che sono formati ma non nel modo corretto, secondo il mio punto di vista. L'ho denunciato ancora tanti anni fa, perché non è possibile avere allenatori che si iscrivono e solo per il mero semplice di pagare la quota di iscrizione. Da quando c'è la scuola, da quando noi impariamo, dobbiamo avere una verifica. Tante volte essere bocciati, tante volte il non essere ammessi ti dà la possibilità di capire dove sbagli e tutto questo crea una società migliore. Purtroppo il problema nasce da noi, una società che considera questi ragazzini sempre troppo infantili e bambini. Direttore Toresine, però mi viene un po' da fare questa domanda a te che sei un grande esperto di calcio sul campo. Obiettivamente contro la Bosnia, al di là di tutte le problematiche che possono esserci, tutte le riflessioni che si possono fare sul calcio italiano, bisognava vincere. Cioè si parla tanto di riforme, di cambiamenti, di una mentalità diversa, come diceva anche Patrick, di cambiare anche l'approccio dei bambini, lavorare sulla fantasia e calcio di strada, però a conti fatti si doveva vincere. Cosa manca dal punto di vista proprio di quello che si fa e si rende sul campo? Allora, io ho una certa età e vorrei dire che il calcio, vero, io lo vivevo quando si giocava Italia-Germania, Italia-Spagna, Italia-Brasile. Italia-Moldavia o Italia-Bosnia era una partita che le qualificazioni per noi non esistevano neanche, si può dire. Invece adesso vinciamo al 94esimo con la Moldavia e facciamo festa. Difatti vorrei fare una piccola riflessione. Un rigore sbagliato in meno in più ci faceva andare ai mondiali. Ma cosa cambiava? Il calcio era malato lo stesso, non è che un rigore... Perché sennò questo nascondeva tutto. Esatto. Poi vorrei dire un'altra cosa importante. Il calcio è della gente. Non è del palazzo, è della gente il calcio. Quando senti le persone che ho guardato mezzo tempo, poi non ho più guardato, non ho guardato la partita. Quando una volta, chi non guardava la partita nazionale? Facciamo una riflessione su questa cosa qua, a parte i giovani, i vecchi. Ma questo è togliere quel gioco fantastico che era il calcio al popolo, alla gente. E il calcio è lo sport, è della gente. Questo bisogna fare come riflessione. Presidente Ruzza, allora abbiamo fatto il primo giro di interventi, ma adesso entriamo nel concreto. Quali sono realmente le cause di un movimento calcistico zoppicante, sotto tanti punti di vista fermo, pensiamo alla questione stadi ad esempio, guardiamo le difficoltà al netto di quello che è la cronaca sulla situazione dello stadio di Milano, ma le difficoltà che hanno le società di Serie A per
costruire stadi, per investire, per creare strutture moderne, cosa che invece all'estero, Inghilterra, Docet, insomma, non succede. Quali sono le problematiche concrete, le cause concrete che hanno portato l'Italia a star fuori per 16 anni dai mondiali e che hanno portato allo scossone? Noi intanto cambiamo anche la nostra slide, federazione politica con le dimissioni di Gravina e con un dito puntato contro gli organi che decidono. Allora, tu parli con uno che ieri era allo stadio Sant'Elena di Venezia, che non è proprio il massimo degli stadi, però è il più coccolo in assoluto. È uno stadio a portata di tifoso, a portata di persone, di bambini, di adulti, di anziani. Per andare allo stadio di Venezia si vanno normalmente a piedi, certo si può prendere il vaporetto, però i veri tifosi vanno a piedi. E tu dovresti essere, sempre per tornare sul discorso di prima, Venezia, tocchiamo ferro, sta andando molto bene, e quindi tu dovevi vedere l'entusiasmo di questi bambini, di questi nonni, quindi ci metto anch'io, di queste persone, ragazzi, ragazze di tutti i tipi, l'entusiasmo, quello che aveva il minimo addosso era una sciarpa. Quindi insisto nel dire che il calcio deve essere di tutti, non deve essere né del palazzo né nostro. Detto questo, i motivi per cui siamo a questo punto sono molti, però innanzitutto permettimi di dire che non ci sono più i Totti del Piero, ma anche i Bulgarelli di Sisti. Insomma, io ho una certa età, me li ricordo bene, e quindi manca un po' la materia prima, senza ombra di dubbio. Qua adesso noi sicuramente idolatriamo dei calciatori che, se erano 20-30 anni fa, difficilmente giocavano in Serie A con quelli che c'erano prima. Secondo, però, dobbiamo anche fare un riferimento, ma non a difesa di qualcuno o di qualcosa, dobbiamo fare un riferimento alla legge Bosman, certo. Alla legge Bosman che nel 95 ha praticamente sconvolto il calcio professionistico. Il discorso che faceva Gravina sui professionisti, per carità, poteva evitare un momento così caldo, ma è la verità. 6 federazioni sono professionistiche in Italia: calcio, golf, motociclismo, pallacanestro, adesso non mi ricordo le altre 2, motociclismo, insomma, comunque 6 sono, e 6 devono assoggettarsi alla legge Bosman. Le federazioni dilettantistiche no, sono libere da questo vincolo. Certo. Ecco allora che politicamente bisognerebbe intervenire, ma solo politicamente, perché la federazione sicuramente dipende da organi superiori, non può intervenire e dire no, facciamo un limite di giocatori stranieri. Non può, perché è la decisione della Corte europea del 95 che ha previsto l'impiego, cioè la libera partecipazione dei professionisti in qualsiasi modo al termine del contratto, ovviamente. Questo ha creato quella disparità enorme che ci sono club, tipo se ci ricordiamo i club inglesi, il Manchester, il Chelsea, quei primi petrolieri, quei primi con Abramovic, con Abramovic, bravissimo, insomma, ha creato una disparità, e questa disparità a livello europeo, a livello di competizione dei club, ma anche una possibilità, lo diciamo da sempre, se noi andiamo, anche il direttore qua potrà confermarlo, se noi andiamo nelle nostre primavere, anche nelle primavere preferiscono prendere il giocatore straniero perché è già formato, senza prepararlo, senza perdere tempo. Lecce ha vinto il campionato primavera con tutti stranieri. Con tutti stranieri? Vedi? Cioè questo, quindi si parte da lontano, non è la colpa dal basso, dall'alto, roba. Io sono d'accordo con Patrick quando diciamo dei tecnici. La federazione ha sicuramente previsto l'obbligo per i tecnici abilitati per il settore giovanile, per tutte le categorie del settore giovanile. Ma tu prevedi l'obbligo, ecco, questa forse potrebbe essere una colpa su cui dovremmo investire, ma fattivamente investire. Tu non puoi pretendere l'obbligo
del tecnico abilitato se non mi permetti di farlo, di abilitarlo, se non mi permetti di fare dei corsi che possono comprendere più persone possibili. E poi, una volta abilitato, non è che con la bacchetta magica tu fai l'esame, diventi allenatore. Tu me lo devi obbligare a stare 3-4 anni nei settori giovanili, hai capito? Prima di avere l'abilitazione per una prima squadra o per un regionale, per qualcosa. Quindi sicuramente degli interventi vanno fatti, però partiamo da monte, che secondo me i fattori principali sono: non abbiamo più i campioni, non li abbiamo, trovatemelo voi, non abbiamo i campioni. Secondo, sicuramente la legge Bosma ha, col fatto che possono giocare anche tutti stranieri, ha sicuramente inciso in questo. Ha inciso, magari non abbiamo campioni perché non vengono valorizzati, non vengono cresciuti, perché magari c'è da fare un lavoro diverso nei settori giovanili. Improvvisamente in Italia non ci sono più campioni, Presidente. Li vediamo, insomma, quelli che vanno in nazionale. A me non pare che siano... No, su questo siamo d'accordo. Ha detto bene il direttore, insomma, una volta su questo siamo con la d'accordo. Bosnia, no, non la guardavamo neanche la partita, certo. Davamo per assodato che eravamo qualificati, ma senza togliere nulla alla Bosnia, per carità di Dio. Assolutamente. Però la differenza tecnica c'era e quindi si doveva manifestare. Patrick, da uomo di calcio ti chiedo, il popolo italiano, parliamo di appassionati di calcio, quindi una platea immensa, perché si dice che insomma in Italia ci sono 60 milioni di commissari tecnici, quindi sarà anche difficile adesso scegliere il nuovo commissario tecnico. Il nuovo commissario tecnico, perché 60 milioni sono i candidati. Al di là della battuta, i tifosi, il popolo italiano che segue con passione le vicende calcistiche, è pronto ad accettare magari un sacrificio di dire, come è successo in Germania, come è successo in Spagna, in Francia, seminiamo, ok, facciamo tabula rasa adesso, o meglio, sistemiamo quello che c'è da sistemare, cambiamo alcune regole, cambiamo alcuni modi di fare, ci vorrà tempo per vedere raccogliere i frutti di questo sacrificio, perché anche in politica, insomma, se uno fa una campagna elettorale e dice per 10 anni vi aumento le tasse, però poi fra 10 anni avremo la sanità migliore e la scuola migliore, difficilmente vince le elezioni, no? Gli italiani sono propensi al sacrificio? Ma penso che il popolo italiano sportivo, penso che ha dato dimostrazione in questi ultimi anni, ma non solamente nello sport. Una delle ultime interviste che io feci insieme con Beppe Ruzza era il periodo del Covid. Abbiamo dato dimostrazione che dallo sport e a livello sociale l'Italia ha dato veramente una risposta positiva in tutto e per tutto. Ricordiamo che il Veneto, e qua vi faccio complimenti a Beppi perché io l'ho provato sulla mia pelle, penso che sia stata una delle poche regioni a livello dilettantistico a portare a compimento il campionato di eccellenza, facendo un format nuovo in corsa, quindi questo ti dà dimostrazione. Quindi il popolo italiano è pronto, però purtroppo il problema che abbiamo adesso, io lo sto scoprendo in questi 2 o 3 anni, il problema che abbiamo noi è che il sistema calcio è un po' riflette quello che è il sistema sociale della quotidianità che noi viviamo. E abbiamo soffocato quella che è la tecnica di questi ragazzini. Abbiamo troppi tatticismi. Cioè non è possibile andare in un campetto a vedere una partita oppure in agosto e vedere questi ragazzini di 9-10 anni che fanno preparazione atletica. Allenatori che li fanno correre e fanno fare il test di Conconi. Scusami, dico adesso una cosa di spogliatoio, ma questi ragazzini, diciamo che, e ce lo dice un grande che è Hillman, che il loro lavoro è giocare, lasciamoli giocare. E questo ha soffocato tutto quello che è un principio. Dobbiamo riportare al centro del gioco il bambino. Allora avremo la possibilità, perché solo vedendo loro impariamo anche noi. Ma noi non possiamo, e qua rubo una frase importante che la diceva Beppi quando era in federazione,
Non possiamo permetterci di tarpare le ali a questi ragazzini quando sono piccoli. Se tarpiamo le ali, questi non impareranno mai a crescere, perché l'unico modo per crescere è sbagliare, perché è un processo irreversibile nella nostra vita, che noi lavoriamo, che noi facciamo sport, che noi facciamo qualsiasi cosa, ogni azione comporta, chi fa qualcosa, comporta sbagliare. È solo da sbagliare che riusciamo a crescere e a capire. E arrivo alla conclusione, prima di vincere dobbiamo creare giocatori pensanti, poi possiamo pensare anche di vincere. Ma questo si ricollega un po'. E il processo che dicevi tu sarà lungo, perché sì. Abbiamo già aspettato troppi anni per seminare. Abbiamo persi, Se questo è l'anno giusto per seminare, raccoglieremo tra 15-20 anni, però raccoglieremo i frutti di un lavoro che, perché lo dico sempre, il futuro sono i giovani, ma non è il futuro, è il presente, e se non creiamo con loro non riusciamo sicuramente a dare un mondo migliore. E questo si ricollega un po' a quello che si diceva all'inizio, no? Il discorso degli allenatori, perché si fanno tanti tatticismi, tanti allenamenti, perché magari per la maggior parte, insomma, degli allenatori delle giovanili è più comodo schierare il ragazzino ben piazzato, strutturato fisicamente, che ti fa vincere il campionato magari degli esordienti, insomma, invece che lavorare sulla prospettiva, sulla tecnica e quant'altro. Direttore, Luciano Spalletti ha detto una misura possibile potrebbe essere quella di inserire l'obbligo di schierare almeno un under 19 italiano in ogni squadra di Serie A. È giusto? Cioè, questa può essere una soluzione? Torniamo al discorso che faceva anche Beppi di obbligare con delle regole, cioè se ne esce così. Facciamo un'analisi, perché ci sono troppi stranieri nelle squadre. Ho visto ieri Como, Udinese, c'era solo Zaniolo di italiano e perfino i due allenatori sono stranieri. Ma facciamo una domanda, ma perché ci sono gli stranieri? Perché se gli italiani costassero meno, sono più bravi, perché andiamo a prendere gli stranieri? Nella prossima slide c'è proprio facciamoci questo questa discorso. domanda. Perché? Perché ci sono gli stranieri? La motivazione è fisica, tecnica, economica? Dove sta? Dopodiché facciamo un'altra analisi. L'under nazionali 15, 17, 21 non fanno male. Perché dopo spariscono questi giocatori? Perché poi andiamo a vedere che un 2008 italiano debutta nel Borussia Dortmund in Champions ed è scartato in Italia. Facciamoci una domanda. L'obbligo non serve a niente. Esiste la meritocrazia, ragazzi. Esiste la verifica sulle persone. La meritocrazia è quella che dà valore alle persone. No, l'obbligo. Vuoi che facciamo un'analisi sulla Serie D? 162 squadre per 3 giocatori, sono 500 giocatori per altri 1000 in panchina, perché ce ne sono altri 6 in panchina per i 20 anni. Quanti giocatori dopo sono rimasti in categoria? Facciamo i conti, la verifica. Ma è una domanda, non è un triplo salto è una domanda. per i giovani. Allora cosa serve? Se uno è bravo deve giocare. Io la penso così. Bisogna dargli strumenti per giocare, per valorizzarlo, bisogna credere nei giovani. Tu quando vedrai che un centrale difensivo gioca in Serie D, per dire, non dico categorie superiori, a 17 anni, ma in Italia non lo faranno giocare. Direttore, e concordo, e in Serie D il problema dei giovani qual è? Che si prendono i giovani e si fanno giocare nei ruoli prestabiliti, sì. o il quinto o il portiere, o l'esterno alto. Allora, ma se noi abbiamo, e qua non do la colpa alla federazione, ma dovremmo trovare un sistema, secondo il mio punto di vista, che si devono premiare quelle società. Vedi il Vicenza, è 3 anni che il Vicenza in squadra è arrivato alla promozione in Serie B, e parlo del Vicenza perché lo sto seguendo molto assiduamente, ha 8 giocatori del territorio vicentino e giocatori che hanno giocato in Coppa, in campionato. Abbiamo Zonta, abbiamo Golin, abbiamo Pellizzari, Talarico, abbiamo veramente, e sotto ci sono almeno, ha detto Gallo, perché ne ho parlato ultimamente, 4-5 giocatori della primavera che possono diventare appetibili per. Certo. Questo è un merito dell'allenatore, perché? Perché premia con la sua umiltà veramente la meritocrazia in campo, perché è il campo che dà sempre ed esclusivamente... È una cartina tornasole, tutto qua. Io difatti dico sempre ai giocatori quando parlo, ricordate che il procuratore migliore è giusto è il campo e non è mica quello che... Bravo. Dopo facciamo un altro ragionamento, non ci sono più i vincoli adesso,
chiedo al Presidente, secondo me tante società investiranno sempre meno nel settore giovanile, perché non possono neanche... E parliamo di settore giovanile col Presidente Ruzza. Facciamo il contrario. Rispondiamo alla domanda di Leopoldo e poi entriamo nel merito. Mi piace questa slide perché effettivamente abbiamo 2 campioni del mondo, Zambrotta e Perotta, che peraltro Perotta lo vedo abbastanza sistematicamente in quanto facciamo parte del consiglio direttivo del settore giovanile assieme. E poi Maurizio Viscidi, che è un istituto. Maurizio Viscidi, che secondo me ha cambiato un po', perché non è che lui fosse sempre per, giustamente come diceva anche Patrick, per la tecnica, ma privilegiarsi in un certo periodo anche la tattica. E anch'io mi unisco, perché è assolutamente allucinante vedere questi tecnici neo abilitati, quindi senza nessuna esperienza, andare con la lavagnetta, andare così, con i pulcini esordienti e giovanissimi, per dire, assolutamente fuori di testa. Perché? L'hai detto tu in una battuta prima, perché è più facile illustrare che far praticare, cioè mostrare fisicamente come si fa uno stop, come si fa un dribbling, come si fa un lancio, no? È difficile, impegna di più. Detto questo, questa era una commissione che aveva creato Gravina, perché effettivamente andava in quel senso che abbiamo detto fino ad ora. Settore giovanile, le nostre nazionali, che noi sappiamo che il vostro conterraneo Maurizio Viscidi è responsabile fino all'Under 20, no, l'Under 21, fino all'Under 21, e quindi stanno lavorando bene, perché dove vanno poi questi calciatori? Che fine fanno questi calciatori? L'ha detto lui. Ha detto che non c'è il coraggio da parte delle società, perché le società di un certo livello, diciamo pure, sono d'accordo, dalla Serie D in su, hanno la paura dei tifosi di rischiare di inserire qualche giovane che vale. Cioè, mi ricordo chi l'ha detto in questi giorni, ha detto: ma da voi Yamal e quell'altro giocherebbero, sarebbero mandati in Serie B per farsi le ossa. Bisogna avere anche il coraggio, bisogna rischiare, insomma, bisogna... Il settore giovanile, mi secca dirlo ancora una volta, ma sono perfettamente d'accordo con Patrick quando bisogna assolutamente privilegiare la tecnica rispetto alla tattica, e dopo nel modo più assoluto non bisogna mai caricarli di responsabilità. Abbiamo mai visto partite decisive. Io vengo dal torneo delle regioni in Puglia, abbiamo visto come caricano questi, compresi i nostri. Io ho seguito le rappresentative, una spedizione fatta di luce e ombre, non completamente negativa, nel senso che siamo stati eliminati con l'Under 15 in semifinale ai rigori, e quindi sappiamo tutti i rigori, e con la finale femminile abbiamo invece perso appunto in finale con la nostra bestia nera, che è la Lombardia. E quindi luce e ombre, però voglio dire, ho visto comportamenti anche da parte dei nostri che non sono assolutamente giustificabili. Tu non puoi parlare a un ragazzino, a una ragazzina, come se questo fosse un professionista. Questo è un ragazzo che deve crescere. Tu devi usare il suo linguaggio. Punto. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Presidente, quali sono a questo punto, sommariamente, perché insomma ci stiamo avviando verso la conclusione del nostro podcast, le riforme da fare, le riforme da cui ripartire? La domanda è doppia: quali sono le riforme? E visto che prima diceva che insomma tante volte la federazione ha un po' le mani legate dalla politica, quali riforme si possono realmente fare? Perché sono anni che si parla di riforme in FIGC eccetera eccetera, però cosa si può fare e cosa si deve fare? Le riforme sono sempre più difficili. Io mi collego perché ascolto, no? Anche se critico, ascolto. Tutto bene, no? Le nostre società, post riforma decreto legislativo 36 del 1 luglio 2023, la domanda delle società un po' più illuminate dicono: ma chi me lo fa fare creare un settore giovanile adesso che non c'è più il vincolo? Questa è una riforma fatta dalla politica, approvata da 3 governi di colore diverso. Permettetemi una battutaccia,
da quella politica che ha chiesto con forza le dimissioni di Gravina. Ma questa riforma, decreto legislativo 36, non so se ti ricordi Patrick come l'ho definita io, un intervento a gamba tesa della politica nei confronti dello sport. Non ci permette di lavorare in prospettiva, non ce lo permette, perché uno dice perché devo impegnare gente, denaro, tempo e dopo non raccolgo niente. al 1° di luglio questo è libero di andare in qualsiasi altra parte. Certo, rimangono i premi di formazione tecnica e i premi anche ed è una risposta a questa, a quelli che criticano i premi di formazione e i premi di tesseramento, perché se non riconosciamo nemmeno quelli, tanto vale chiudere Baracca e Burattini, quindi la nazionale non Beppi Ruzza, ma tanti altri se la scordano finché vivono, hai capito? Quindi sicuramente la politica deve intervenire ristabilendo il ruolo sociale che surroga tanti adempimenti loro, hai capito? Quindi riconoscendo anche sotto l'aspetto premiale, ma premiale anche in senso proprio vile, se vogliamo dirlo. La riforma dello sport ha aumentato costi fissi, perché adesso diciamo pagano le rette più care, ma perché deve pagare il presidente di una società quando la politica ti ha aumentato i costi fissi in una maniera esponenziale? Costi fissi che sono il commercialista, il consulente del lavoro, che prima non c'erano o c'erano in maniera diversa. Gli stessi volontari sì, eliminando la figura del volontariato praticamente, che era il volano di tutte le società sportive, perché tutti noi abbiamo l'esperienza diretta con presidenti di società. Trovatemi un presidente di società che si sia arricchito gestendo una società dilettantistica o giovanile. Trovatemelo. E neanche questo va bene. Quindi va bene, diciamo così, questa riforma che ha voluto eliminare, se mi è permesso, quel pressapochismo che c'era prima, perché tante hanno comunque rischiato con l'Agenzia delle Entrate, quindi bene che ci sia una normativa così, però dovevamo salvaguardare la figura del volontariato, dovevamo salvare la figura dei presidenti delle società, la figura, perché si stanno disamorando giorno dopo giorno. Quindi quelle riforme che tutti noi invochiamo diventano giorno dopo giorno sempre più difficili da attuare, perché sicuramente il gioco è fondamentale, giocare di più, meno tattica, meno aula e giocare di più, sicuramente, caricarli meno. L'impiego di giovani è fondamentale, noi abbiamo messo l'obbligatorietà dei giovani, per 2 giovani abbiamo confermato, quella dell'anno scorso, che ha una valenza doppia. È vero, come dice il direttore, che il bravo gioca comunque, ma è bene anche che ci sia qualche incentivo per questi giovani, perché altrimenti prima lo perderemo. Secondo è un incentivo anche a favore delle società, perché avere 2 giovani obbligatorio ne comportano 5, ed è, il direttore me lo può, perché è direttamente interessato, me lo può confermare, è nell'ottica di risparmio anche della società. Questo è innegabile. Quindi le riforme vanno fatte cominciando dal settore tecnico, perché spesso ci scagliamo nei confronti del Presidente della Federazione, che è magari anche giusto perché è lui il responsabile. Ma ricordiamoci che la Federazione è molto composita. Sì. C'è l'AIC, c'è l'AIAC. È frazionata, ci sono anche delle votazioni. Ci sono i settori, il settore tecnico, il settore giovanile. Il settore tecnico che comunque stava lavorando, adesso non so come andrà a finire. Noi avremo un consiglio direttivo proprio indetto subito, insomma domani avremo un consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e vedremo un attimo quello che ci dirà il presidente Abete, che peraltro siamo stati assieme in Puglia. È uno dei candidati. Siamo stati insieme in Puglia e per la prima volta l'ho visto estremamente ermetico, cosa non da lui, insomma, perché ci trovavamo anche per dire a cantare qualche volta, a fare un po' i buffoni, proprio scaricando tutto. Stavolta il momento, terzo mondiale pesa. Sì. Patrick, c'è questa domanda qua, vorrei che tu rispondessi a questo quesito. In Italia troppi stranieri o pochi italiani? Visto che insomma hai a che fare con
un vivaio e una cantera come quella della Luparense, visto che il campionato di Serie D è un campionato che conosci, qual è la verità? Una via di mezzo? La verità no, abbiamo tanti italiani che, come diceva Beppi, sono convinto, arrivano all'età dei 18 e 20 anni, che per le regole che ci sono attualmente si sentono prima dei giocatori arrivati a 17-19 anni. Nel momento in cui non c'è più l'obbligo, questi c'è una disaffezione incredibile e vanno a fare qualche altro sport. Questo lo viviamo quotidianamente, perché tu non puoi illudere le persone, vendere quello che non è la realtà, perché come dicevamo prima, poi questi ragazzini vengono presi non perché hanno dei meriti, ma vengono presi migliori solamente in certi ruoli. Perché non abbiamo più i Baggio? Perché non abbiamo più i Maldini? Ma perché? Perché a un certo punto la Serie D è il serbatoio delle primavera dei professionisti, ma non c'è più un processo lineare dove questi ragazzini devono avere un percorso nel settore giovanile, ma poi devono sfociare, devono avere la possibilità di giocare con i grandi, devono avere la possibilità di confrontarsi in un sano confronto, che tante volte è un po' la selezione nella vita. C'è chi è bravo in matematica, c'è chi è bravo in fisica, c'è chi è bravo in chimica. Ognuno prende la propria strada. Noi invece in questo periodo vogliamo avere i burattini. Ecco perché diventa più semplice andare all'estero con lo scouting, a prendere un ragazzino già formato, perché costa molto di meno. Forse poi le plusvalenze, dico una cosa forte, mi assumo anche la responsabilità di quello che dico, diventano plusvalenze per le società. Perché? Perché ci ricolleghiamo sempre al solito discorso. Non ci sono più i premi di preparazione. Qual è il motivo per cui non si creano più settori giovanili? Ma se io creo un ragazzino fino a qualche anno fa per 7-8 anni, se era bravo me lo coltivavo, cercavo di tenermelo, davo qualcosa in più per poi avere un indotto anche per la società. Certo. Era la sostenibilità di un mercato che è il mercato del lavoro, qua invece era il mercato dello sport, fatto sempre seguendo quelle che sono le direttive e le regole della federazione. Adesso purtroppo tu magari coltivi, fai le tue belle cose, a fine anno viene azzerato tutto. Parliamo di premi di tesseramento, preparazione, ma alla fine sono briciole che le società non hanno più quello che avevano prima per andare avanti. E quindi devi trovare una sostenibilità e una rete nel territorio diversa rispetto a quella precedente. Sono venuti a mancare i valori dei volontari, quindi automaticamente tu nel territorio non hai più gente che lo fa per la passione, per la maglia, per i colori, ma lo fanno, e qua dico un'altra cosa forte, a livello speculativo, tutti per prendersi qualcosina, e non è più la cosa giusta nei dilettanti. Assolutamente, e questa è una verità con cui bisognerà prima o poi fare i conti, no? Bisogna contrastare, lo dico da dirigente perché noi abbiamo grossissime difficoltà, e come tu sai, la Luparense, come in tante altre società, bisogna ringraziare solamente i presidenti, perché il presidente l'ha detto Beppi, l'ha detto il presidente regionale, nessuno si è arricchito, ma tutti perdono tempo, perdono denari, e quando ci sono problemi sono le prime persone che pagano. Quando il presidente o l'imprenditore stacca la spina, perfetto, mette un è sistema territoriale in difficoltà. Certo. Ecco, e questa poi noi abbiamo amministrazioni comunali, e qua dico un'altra cosa forte, perché a San Martino abbiamo un impianto, ma un po' in tutte le zone abbiamo difficoltà oggettive, ma neanche la politica dà una mano ai nostri presidenti, perché se devi fare un intervento lo devi fare sempre di tasca tua, e questa diventa una cosa, non è un'azienda, è un'azienda a partire dalla riforma dello sport, ma non dovrebbe essere un'azienda, dovrebbe essere un qualcosa che coinvolge il territorio. Quindi io dico, e mi auguro che nei prossimi anni ci sia un cambiamento, prima di tutto culturale. Direttore, lo diceva adesso Patrick, speculazioni su giocatori, cartellini, eccetera, eccetera. Non abbiamo parlato dei procuratori. Procuratori sono un bene, sono un male, non possiamo generalizzare, perché insomma c'è chi lo fa in maniera assolutamente professionale, mettendo al centro il bene del ragazzo, del tesserato, del giocatore. Però che ruolo ricoprono all'interno della crisi del calcio dilettantistico e calcio italiano professionistico i procuratori? Io mi collego
a un discorso fatto da Claudio Gentile, allenatore dell'Under 21 che ha vinto 20 anni fa, in cui dopo è stato estromesso perché andava contro il sistema, contro chi telefonava per far giocare il proprio giocatore. Parliamo di 20 anni fa. Allora io sono molto diretto perché il calcio per me è una passione. Si vuole veramente cambiare? C'è un detto che dice che il pesce puzza sempre dalla testa. Si vuole veramente cambiare sopra. Si prende Gravina, capo espiatorio come si fa in Italia, e dopo il sistema va bene. Ma non lo so. Noi siamo, il Presidente può fare qualcosa in più, ma noi siamo gente comune. Quelli sopra hanno la voglia di cambiare. In Italia si vive sempre nella confusione. Nella confusione non si trova mai il responsabile. Quindi il calcio è un po' una confusione ancora più grande. I procuratori, non mi esprimo perché non voglio generalizzare come hai detto tu, però chiaramente un po' di responsabilità in questo sistema ce l'hanno, ma se esistono i procuratori qualcuno gli permette di agire così, certo. E quindi partiamo sempre da sopra. L'Italia è un paese che tutti parliamo, chiacchieriamo. Faccio un esempio stupido da collegarmi. C'è la certezza della pena dei reati che commettono adesso. Lo dice il sindaco, lo dice il popolo, lo dice quello di sinistra, lo dice quello di destra, lo dice... Ma chi la deve fare, la certezza della pena? Mi domando, il Padre Eterno? Questa è l'Italia. Quindi anche nel calcio si vuole veramente cambiare o tanti gli va bene che ci sia tanta confusione così non si trova mai veramente il colpevole. Ogni tanto si prende uno a caso come Gravina che dopo, come ha detto giustamente, il calcio è molto... Più vario del certo, solo. non è colpa sua e non basta sì, non è che cambiando Gravina domani mettendo un altro si risolve il problema. Quindi mi domando, ma il calcio vuole veramente cambiare? Punto di domanda. E questa è una domanda a cui risponde... Se mi è permesso, direttore, i procuratori esistono anche perché i genitori vogliono i procuratori. Chiaro. E se partiamo da Concordo. Tu senti le mamme soprattutto, più che i papà, perché i papà magari un po' di più conoscono le mamme che dicono mio figlio è il procuratore. Sì. Allora, Presidente, chiudiamo... Mio figlio è il procuratore. Chiudiamo con 2 domande per il Presidente Beppe Ruzza. La prima è quella che ha lanciato il direttore Toresin. Si vuole davvero cambiare questo calcio? E la seconda cosa, insomma, è... Stacchiamoci dal discorso nazionale, mondiale, eccetera, eccetera. I campionati dilettantistici stanno andando verso la conclusione di questa stagione. Che stagione è stata e cosa dobbiamo aspettarci per l'anno prossimo? Ma prima, si vuole davvero cambiare il calcio? Sì o no? Io penso che tutti vogliamo cambiare il calcio, insomma. Primo io che ho una certa età... Ha fatto una puntata, Beppe Ruzza, spacciandosi per... E ripartendo da quello che hai detto no? tu, i giovani e anche quelli di una certa età che magari non hanno più l'occasione, ecco, dico, vogliamo cambiare perché mi sia permesso di vedere almeno un'altra volta l'Italia ai mondiali. No, a parte queste battutacce, ma insomma è giusto anche sdrammatizzare. Comunque il Presidente Ruzza è più giovane di Olivieri, Se Olivieri è ancora là... Grazie. No, io parto dal discorso che una federazione come la Federazione Italiana Gioco Calcio, che al suo interno ha diverse leghe, perché parliamo di Gravina, ma della Lega di Serie A, che secondo me ha più colpe di Gravina. Porco cane. Sono perfettamente d'accordo. Parliamo dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, l'AIAC, il capo è appunto, l'hai detto, Olivieri. Parliamo dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, che ne combinano di tutti i colori, abbiamo visto, insomma, no? Assolutamente. Quindi assolutamente. È un concorso di colpa. No, è un concorso di colpa, tutti si devono mettere senza distinzione. Sai quando noi siamo riusciti a mettere tutti sul tavolo assieme, compresi gli arbitri, quando ci sono state tutte queste aggressioni l'anno scorso ai nostri giovani arbitri, siamo riusciti a mettere tutti assieme, comitato regionale, comitato regionale arbitri, comitato regionale AIAC, comitato regionale AIC. Ci siamo messi là e abbiamo cominciato a lavorare su questo. Così bisogna fare, bisogna lavorare. Ripeto, le dimissioni di Gravina, probabilmente in un contesto così importante e oserei dire anche grave, insomma, perché sempre per i discorsi che abbiamo fatto all'inizio, cioè, comporta anche una situazione
economica non da trascurare, assolutamente non da trascurare. Io personalmente sono preoccupato perché poi a caduta ci rimette il settore del certo, è una pioggia, no? Investimento nel settore giovanile, tutti qui scusa, ti mancano 30 milioni, poi ti mancano, non è che tu vai da Torresini e dice sai io sono la federazione calcio, mi sponsorizzi, Torresini dice sì ma ti vedo in televisione, no, e allora hai capito? Quindi sicuramente c'è il concorso di tutti per cambiare, bisogna partire da fondamentali, cioè dal fatto che bisogna far giocare questi ragazzi, non bisogna caricarli di responsabilità, di pressioni inutili, perché i ragazzi crescendo poi assumono loro stessi insomma la convinzione di esserci o non esserci, perché i primi a dare i giudizi anche nei confronti dei propri compagni, l'ho visto vivendo assieme dalla mattina alla sera con le nostre rappresentative, sono loro stessi, perché sono più intelligenti di quello che noi pensiamo che siano, ecco perché dobbiamo ragionare con il loro linguaggio di adesso, non pensando al futuro, non pensando a quant'altro. E dopo sicuramente chi, permettetemi un termine banale, chi comanda deve comandare, deve mettersi là e deve sacrificarsi e a dire dov'è che possiamo cambiare. Sono tante le cose che sono risultate anche oggi, insomma, garantire di più il gioco, meno pressione, sicuramente l'impiego di giovani va rivisitato, anche se io sono favorevole anche per i motivi del risparmio per le società, va rivisitato un po' tutto, va rivisitato il settore tecnico, tu devi formare questi tecnici, l'ha detto anche Patrick, tu li devi formare, tu non puoi prevedere l'obbligo del tecnico abilitato e non mi consenti di scegliere perché non ci sono o ce ne sono pochi. Io lavoro a Vicenza e devo andarmi a prendere uno di Verona. No, tu me lo obblighi, me li devi formare questi. Devi garantire loro la formazione anche attraverso la loro disponibilità di stare, adesso butto là, 1, 2, 3 anni nel settore giovanile, perché altrimenti quando uno è abilitato, siccome è un pezzo di carta che conta, per quello che conta nei dilettantistici, ma conta nel senso che dici io sono abilitato, hai l'obbligo, ti chiedo, dico stupidari, 400-500 euro. Non è così, tu mi devi obbligare a stare là, a formarmi assieme ai giovani, non con le tabelline, non con... Chiarissimo. E quindi è un lavoro immane che bisogna fare. Quindi, insomma, questo... Forse, ecco, posso dire che siamo un po' in ritardo, sicuramente la federazione è sicuramente un po' in ritardo, perché questi cambiamenti anche nel settore giovanile noi li chiedevamo, perché dopo, al di là, e terminano, scusami se mi sono dilungato, anche noi abbiamo sempre chiesto, in particolare nel settore giovanile, meno paletti. Una volta, quando c'erano i Del Piero, i Totti, i Bulgarelli, per parlare dei Bulgarelli, dei Sisti, che ho nominato prima, insomma, e non nomino i massimi, Baggio, non c'erano tutti questi paletti. I ragazzi giocavano, c'erano gli oratori, c'erano i campi, si giocava dalla mattina, io mi ricordo, giocavo dalla mattina alla sera, se non veniva mia mamma a chiamarmi sarei ancora là a giocare, hai capito? Adesso non succede più, la società è cambiata, noi non abbiamo saputo adeguarci al cambiamento della società, questo è palese. Chiudiamo un minuto, campionati dilettantistici, come è andata questa stagione e cosa prevediamo per la prossima? Allora, è andata abbastanza bene, anche se la nostra vincitrice della Coppa di Eccellenza non ha proseguito il suo cammino, ci dispiace, il Borgorico. No. Ha preso gol al 94esimo. Ha preso gol al 94esimo, sì, in Friuli col Brianza. Friuli che, tra parentesi, anche nel torneo delle regioni è la nostra bestia nera, qua parlo proprio col friulano. Con un friulano doc. È la bestia nera. Il Friuli si sta distinguendo in questi ultimi 3-4 anni a livello giovanile, regionale, ma anche a livello nazionale. Cosa quindi novità per l'anno prossimo? Il lavoro della federazione? Intanto la novità è una curiosità anche mia, vedere l'impatto definitivo di questi under 14, under 16 che abbiamo istituito quest'anno.
quest'anno l'abbiamo detto e ripetuto 1000 volte, è l'anno zero, vediamo adesso il prossimo anno farà il primo come bilancio. perché tu devi capire che le promozioni dell'Under 14 o dell'Under 15 riguardano società che hanno già la categoria dove andrà, quindi dobbiamo ripescare. Quindi questa è la curiosità dell'impatto. Tocco ferro, non vorrei neanche dirlo, ma quest'anno è stato migliore sotto l'aspetto comportamentale nei confronti degli arbitri, forse dovuto anche all'innalzamento delle sanzioni previsto dal codice di giustizia sportiva, che hanno raddoppiato, lo sapete, insomma, nel caso di offese o di intemperanze addirittura nei confronti degli arbitri. Quindi questo è assolutamente positivo. Un altro lato positivo, io vado ogni domenica a vedere le partite e noto una grande partecipazione di pubblico, per non parlare poi anche delle finali regionali. Ad esempio mercoledì a Mogliano abbiamo la finale, Tantissimi. ci preoccupa un po' questa partecipazione, però ecco, il pubblico partecipa tantissimo. Bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questo nostro spazio un po' più lungo del solito, ma insomma l'argomento, avendo poi 3 ospiti, così meritava un approfondimento, una discussione in più. Il nostro spazio è dedicato al mondo del calcio. Abbiamo fatto un processo alle intenzioni di quello che può essere un cambiamento, che deve essere un cambiamento. Speriamo che le intenzioni siano buone. Io ringrazio il direttore sportivo Leopoldo Torresine per essere stato con noi. Grazie a te dell'invito e saluto tutti i telespettatori. Ringrazio il dirigente Patrick Pitton della Luparense. Grazie Patrick. Grazie Alex, grazie per l'invito. E un grazie speciale al presidente Beppi Ruzza, presidente del Comitato Regionale Veneto. L'appuntamento con voi è alla prossima puntata di Corner Sportivo. L'invito è sempre quello: seguiteci sui nostri canali, mettete like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie. Grazie.